Buonasera da Rosolina Mare, Dario Vergassola, protagonista del terzo appuntamento della rassegna letteraria al Centro Congressi. Questa sera presenta il libro Storie vere di un mondo immaginario e 5 racconti per grandi e meno grandi che attraversano le vicende ironiche e curiose degli animali. Rosolina Mare, Dario Vergassola con Michele Grossato e Daniele Grossato. Cosa l'ha portata qua? Il mio attuale fidanzato, che è lui adesso. Cosa l'ha portata qua? Ho fatto una presentazione di un libro bello, operazioni culturali, con la sovrintendenza di questa Bruna Coscia, che è una votata ormai al martirio letterario. Abbiamo il nostro uomo, il nostro Michele, che ha dovuto leggere tutto il libro anche al contrario, che non l'ha anche letto, e il nostro uomo che non capisco. Vice sindaco. Vice sindaco, Niente proprio di meno. Vice sindaco, perché poveraccio mi guardava come dire. Siete contenti di questa iniziativa? Faccio le domande. Molto. Sì, sta andando bene, tutto a posto, nonostante il Covid, stanno vaccinato? Sì. Ah, perché ha tentato di vaccinare. Che hanno vaccinato? Sì, ho il Green Pass. Fa Green Pass, io sono vaccinato 2 volte, quindi anche da casa. Chi è che rivaccineranno per prima? Via con le telefonate da casa. Questo è La scoperta delle 5 Terre. Veloce come mia moglie. Perfetto, volevo chiedere un sacco di cose sul cabaret, sui nuovi cose, ma non è il momento. Ma non è il momento. Ci hanno superato i comici, perché dobbiamo. Sono avanti. Ciao, buon lavoro. Grazie, poca luce. Questa sera abbiamo il terzo appuntamento per quanto riguarda queste rassegne culturali. Ne abbiamo 3 veramente di belle, perché da anni ospitiamo Saperi di Mare, la rassegna di filosofia curata da Cristiano Vidali. Poi quest'anno abbiamo anche Rosolina Marlibri, curata da Simone Martinello, e questa sera abbiamo la terza rassegna culturale, Parole d'autore, curata da Bruna Coscia. E questa sera abbiamo un autore, una persona che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché il nome lo conosciamo tutti, una persona che ci ha fatto compagnia tantissime volte. Lo invito a raggiungere qui sul nostro divanetto delle chiacchiere l'amico, che veramente è un amico perché abbiamo avuto modo di conoscerci un'ora fa, ma sembra di averci conosciuto da una vita, Dario Vergassola. Eccolo qua. Praticamente è un libro di favole. Bignami, vedi, va. Su Wikipedia, sta andando su Wikipedia. No, vabbè. È un libro di favole, perché che racconta però cose da grandi. Perciò è una cosa veramente geniale, non per carineria nei confronti di Dario. Io ho scritto questi raccontini qua, ho iniziato un po' di anni fa a scrivere il primo racconto, che era quello su Manarola, perché Gino Strada, dei sostenitori di Emergency, ha chiesto per tutti un raccontino in modo da dare ai Naudi per fare un libro per sostenere Emergency. Io da Ligure, dopo che avevo fatto il primo, ho detto però ci sono altre 4 terre, è arrivato anche il lockdown e tutta a casa mi metto lì e quasi quasi mi racconto qualcosa. Io abito alle 5 Terre, mio papà è di Corniglia, io abito a Manarola. Non so se siete venuti qualche volta a visitare le 5 Terre, è un posto quasi ostile, è un posto dove veramente c'è questa vendemmia eroica, dove la gente si è sempre ammazzata la schiena, portano corbe di 50 kg sulla schiena, tra l'altro uomini e donne indipendentemente da. E in realtà Rio Maggiore è la prima delle 5 Terre e ha fatto la storia di un girino che nasce in una pozza d'acqua prima di arrivare al paese, che nasce, si chiama Rio Maggiore perché c'era un fiumetto che scendeva poco più di un canale, e si chiama il girino, in realtà nasce bianco. Voi capirete bene, in mezzo a una nuvola di girini neri nasce un girino bianco. La madre è un po' perplessa, il padre comincia a guardarlo male, il girino cresce, diventa grande, diventa un ranocchio e fa delle cose strane. È uno strano girino, è un girino al contrario, è un girino che nuota dorso invece che rana, quindi c'è già qualcosa che non va, invece che cra dice arc, fa dei tuffi incredibili, è una cosa un po' strampalata. Il padre a un certo punto lo guarda, gli altri rospi, amici, parenti dei vostri di qua, gli dicono ma sto qua, chi è, da dove arriva, è il figlio, non è il figlio? Allora il padre si sente un po' così e come una tragedia greca lo esilia, lo manda via, disperati i fratelli, disperata la madre, e lui se ne va e ve la faccio breve, se no ve la racconto anche tutta, ma non è un problema. E mentre va via trova una casa dove dentro ci abita un bracconiere terribile che mette le taglioli, ammazza tutti gli animali, la moglie è ancora più cattiva di lui, mentre gli dice un giorno vai a prendere le rane. Lui disperato va giù dal padre, dice guardate che arriva il bracconiere, il padre dice ti ho detto che non devi più venire con noi, lo rimanda via. Lui disperato cerca di salvare da solo la sua stirpe di rane, la sua colonia di rane, e vede che la figlia del bracconiere è una bellissima ragazza che legge sempre un libro dove c'è una principessa che bacia un ranocchio, quindi lui si innamora di lei e dice cazzo è la donna della mia vita, specialmente una che bacia un ranocchio, sto ranocchio è fatta. Quando il padre
va a prendere le rane e ci va, non so, le persone più anziane, sapete che queste cose da bracconaggio sono fatte una volta, si andava nei fiumi a pescare, ci si buttava la varichina piuttosto che per avvelenare tutto, che è una cosa disastrosa, i pesci vengono a galla, se li portavano via, oppure ci sono quelli che hanno la dinamo, che danno la corrente, i pesci prendono la scossa e vengono a galla. In tutte e due i casi è una pesca orribile, però è vietatissima, e purtroppo sul Po la fanno. Quindi il nostro ranocchio bianco, quando vede questo che arriva, non sa come fare. La prima volta ci riesce con degli animali a spostare il fiume, mandarlo su una piana, e allora la nevina brucia tutta una piana. L'altra volta non ce la fa, non sa come fare, gli viene un'idea, mentre il padre di lei va per mettere la corrente dentro l'acqua, lui giustamente, che ha un girino al contrario, va sul letto di lei finalmente vede il rospo da baciare che lo sta aspettando da una vita, gli corre dietro, quando arrivano sul sassi dove il padre sta girando sta cosa, vede la figlia che va dietro al rospo e dice: Rospo, sapete che sei una coglionazza che non capisce niente. Però lei cosa fa? A un certo punto lei bacia il rospo, e cosa succede? Siccome è un girino al contrario, è lei che diventa rana, scusatemi se ci siamo lasciati un po' andare, però è lei che diventa rana finalmente da parte di tutti i rospi del mondo, e si butta lì, e il padre non può più, perché questa c'ha la figlia con i girini di soffa. Quindi è una specie di storia un po' al contrario di questa specie di